La biodiversità è l'insieme di tutte le specie che stanno sulla superficie della Terra. È interpretata anche come la diversità del mondo vivente ed è una parola estremamente di moda. Tutto sommato la possiamo benissimo utilizzare come sinonimo di numero di specie. E quindi la prima domanda che sorge spontanea è: ma quante sono le specie sulla superficie della Terra? Non è mica facile rispondere a questo quesito. Diciamo che la stima attuale è intorno ai 3 milioni di specie, tra animali, vegetali e organismi inferiori. Certo che c'è il problema della incompletezza delle conoscenze, per cui potrebbero essere molte di più. Qualcuno ipotizza fino a 30 milioni. Oggi con la genetica esiste il problema delle specie criptiche, cioè delle specie che si possono distinguere solo mediante l'analisi del DNA. In questo caso il numero di specie lieviterebbe addirittura a 300 milioni. Naturalmente il numero di specie non è sempre facile che venga conosciuto. Perché? Perché ci sono delle carenze di conoscenza dovute a vari problemi. Il primo è il problema della diffusione delle informazioni tassonomiche. Questo era molto importante nell'Ottocento, quando non c'era internet. Oggi come oggi, con la diffusione del web, ovviamente questo problema sta venendo superato. Il secondo problema però è la complessità della natura, che è di gran lunga superiore alle capacità degli scienziati, degli esseri umani, di riuscire a descriverla. Una domanda che sorge frequente è: di cosa è costituita la biodiversità? E diciamo subito che più del 50% delle specie che si trovano sulla Terra sono insetti. E di questi la maggior parte sono costituiti da coleotteri. Facciamo un esempio sulle difficoltà di descrizione delle specie animali. Noi abbiamo circa 300-400 mila specie di coleotteri descritte. Probabilmente ce ne sono 3-4 milioni ancora da descrivere. Sappiamo che il ritmo di lavoro dei tassonomi è lento, perché gli stanziamenti sono pochi e i tassonomi stessi sono pochi, e riescono a descrivere circa 3.000 coleotteri all'anno. Se facciamo un rapido conto, vuol dire che tutta la biodiversità relativa a questo gruppo di animali sarà descritta appena nell'anno 3000 o giù di lì, ed è un po' troppo lontano ovviamente. E diciamo che la fauna italiana è costituita da circa 57.000 specie. Come facciamo a saperle? Lo sappiamo perché abbiamo redatto di recente una checklist, cioè una lista completa di tutte le specie animali finora note sul territorio italiano. Sorge spontanea la domanda: quanto è ricca la fauna del Friuli Venezia Giulia, che è un piccolo frammento della superficie del territorio italiano? In realtà la sorpresa sta qui. Nel Friuli Venezia Giulia abbiamo oltre il 30% delle specie italiane, pari a circa 16.000 specie. E di queste il 10% sono endemiche. Cosa vuol dire? Che sono esclusive, le troviamo solo nel Friuli Venezia Giulia e sono circa 1.800, numeri veramente sorprendenti. Queste 1.800 specie comprendono tutta la fauna terrestre ed acqua dolce del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo tralasciato quella marina perché ovviamente è difficile capire fin dove spingiamo la linea di costa, quanto è ricca la fauna marina. La maggior parte di queste specie sono costituite come sempre da coleotteri, da insetti e qui troviamo la maggior parte degli endemiti, cioè delle specie esclusive. Su 1.800 specie più del 97% sono costituite da invertebrati. Le specie endemiche sono uno dei patrimoni più importanti dell'umanità perché sono irreplaceable, dicono gli inglesi, cioè non si possono più ricreare una volta che scompaiono. La maggior parte delle specie endemiche del Friuli Venezia Giulia si trovano in ambienti molto particolari. Uno degli ambienti più caratteristici è quello di grotta, dove si trova anche uno dei pochi vertebrati endemici del Friuli Venezia Giulia, il famoso proteo. La biodiversità non si distribuisce uniformemente su un territorio.
già negli anni 60 era stato coniato il concetto di hotspot, cioè di punto caldo, cioè di aree che rispetto ad altre hanno una diversità incredibilmente più elevata. La stessa cosa succede anche da noi. Il Friuli Venezia Giulia è da considerarsi un hotspot di biodiversità, cioè un'area che ha più diversità dei territori che lo circondano. Perché questo motivo? Ovviamente le spiegazioni sono molteplici e sostanzialmente di due categorie, una di carattere storico e una di carattere ecologico. La spiegazione storica è che il Friuli Venezia Giulia si trova in una localizzazione geografica molto particolare, molto vicino all'area balcanica, che è a livello mondiale una delle aree più ricche di biodiversità. E quindi vi è una penetrazione di faune di diversa origine che in questo territorio di confine costituiscono un mosaico di biodiversità. La seconda spiegazione è una spiegazione ecologica che dipende dalla struttura del territorio. In un territorio molto ristretto, in un centinaio di chilometri, noi andiamo dalle lagune fino alle cime innevate ai ghiacciai. Ovviamente questa concentrazione di habitat in un territorio ristretto fa sì che la biodiversità sia molto elevata, perché ogni specie trova delle determinate nicchie e quindi in un territorio molto ricco di habitat ovviamente ci stanno materialmente più specie che in un territorio omogeneo. La biodiversità è importante come ricchezza di specie di un determinato territorio. Però l'importanza non è solo data dal numero assoluto di specie che sono, ma dalla qualità della biodiversità. Cioè, se noi abbiamo un territorio ricco di specie banali, ricco di specie ad ampia distribuzione o molto tollerante all'inquinamento, ovviamente anche se ha un'elevata biodiversità non è un territorio ricco di per sé. Quindi le specie non hanno tutte la stessa importanza. Vi sono le specie endemiche, che sono esclusive di un territorio, ma vi sono anche le specie aliene, cioè quelle estranee ad un territorio, che sono state introdotte dall'uomo e che certo aumentano la biodiversità, ma non ne aumentano il loro valore. La biodiversità si è creata in milioni di anni di evoluzione e non è sempre stata la stessa nel corso della storia della Terra. Anzi, vi sono state addirittura ben 5 grandi estinzioni di massa, di cui la più famosa è quella dei dinosauri, di oltre 60 milioni di anni fa. E oggi si parla di una sesta estinzione, che è quella dovuta all'azione dell'uomo. Sappiamo che la biodiversità è minacciata e la minaccia principale è l'uomo assieme alle sue attività. Uno dei principali problemi per la biodiversità che ha sollevato l'attenzione dell'opinione pubblica è quello dei cambiamenti climatici, che cambiando gli ecosistemi cambiano ovviamente la biodiversità e possono cancellare dalla faccia della terra alcune specie. Per questo motivo sono state fatte a livello europeo e italiano delle strategie di tutela della biodiversità e di strategie di adattamento, lo chiamano, degli ambienti e delle specie ai cambiamenti climatici. Sono state anche fatte delle politiche internazionali molto importanti, il famoso Countdown 2010, arrestiamo la perdita della biodiversità entro il 2010, era su tutti i giornali. Ovviamente il 2010 è passato, la perdita di biodiversità non è stata arrestata e oggi abbiamo un Countdown 2020 e quindi abbiamo posticipato di 10 anni questo arresto della nostra perdita di biodiversità. Qualche cosa ovviamente bisogna fare. Per intanto stiamo facendo qualcosa almeno di informativo, ad esempio la giornata internazionale della biodiversità, che vuole attirare l'opinione pubblica su un aspetto che forse tutti conoscono, ma nessuno sa in modo approfondito. Il valore della biodiversità va ben al di là del valore monetario della stessa. La biodiversità ha un valore intrinseco che è dovuto all'importanza scientifica delle specie che costituiscono la biodiversità,
ha un valore economico che è dovuto a quello che la biodiversità può offrire all'uomo. Basta pensare alle specie eduli, cioè a quelle che noi possiamo mangiare, ma anche alle specie che producono un ambiente che di per sé è favorevole alle azioni dell'uomo. Il fatto ricreativo della biodiversità, il fatto didattico, la biodiversità può insegnare molto alle scuole, ma forse l'aspetto più importante è quello culturale della biodiversità.